Dopo tanti anni si torna a parlare dell'ex carcere San Vito di Agrigento e oggi siamo qui con l'assessore Passarella e con il vice sindaco Massimo Muglia per un sopralluogo all'interno di questi preziosi locali che l'amministrazione comunale vorrebbe recuperare, così vice sindaco. Sì, vogliamo che vengano restituiti alla comunità più che recuperarne la proprietà. Io dico spesso che non serve stabilire di chi è un locale, se del comune o della provincia o della regione o dello Stato, ma serve che sia fruibile ai cittadini, a parte il fatto che i locali pubblici sono comunque dei cittadini e non degli enti che semmai li governano. Ecco, in questi giorni gli agrigentini hanno avuto modo di visitare i locali dell'ex carcere San Vito ed è stato un successo. Sì, noi abbiamo avuto come comune di Agrigento un affidamento temporaneo per 2 mesi. Abbiamo fatto assieme all'assessorato da Merretto e assieme agli operai con la collaborazione attiva dell'ingegnere tedesco il recupero degli spazi esterni, perché l'interno non l'abbiamo ritenuto opportuno aprirlo, anche perché ci sono dei pericoli e occorrevano degli interventi più consistenti. Abbiamo recuperato gli spazi esterni, quindi le aree verdi del carcere, e abbiamo potuto ammirare quello che è stato il convento di San Vito. Speriamo che questo bene venga restituito alla città e che venga assieme magari con un accordo con il demanio di Stato condiviso col comune di Agrigento e da destinarlo per attività culturali. Ecco, prima di entrare con le nostre telecamere in questa struttura, lei è una persona molto dinamica, quindi sicuramente avrà qualche idea su come poter utilizzare questi locali. No, non penso che ci possa essere un'idea, semmai ci debbono essere molte idee da confrontare, comparare e poi scegliere le migliori, magari non un'idea ma più di un'idea, perché l'immobile è molto grande ed è giusto che vi siano diverse cose, perché è fondamentale rivitalizzarlo, cioè non deve essere semplicemente musealizzato, non deve essere soltanto restituito, ma deve essere possibilmente pieno di giovani, di cultura, di attività. Beh, abbiamo visto i filippini per esempio, si svolgono 3 attività al giorno. Dunque non soltanto un museo, ma un grande contenitore culturale. Ecco, con tutte le attività che ci sono in questa città noi riteniamo che si riempirà immediatamente di giovani e di cultura. Ecco, questa è la parte più antica della struttura, una zona che è stata recuperata grazie all'intervento dell'amministrazione comunale. Sì, era una selva qua perché era impraticabile. Gli operai si sono impegnati, hanno decespugliato, hanno reso possibile, anche perché questo intervento ha reso anche le condizioni igieniche sanitarie, anche migliorato di tutta la zona, perché essendoci qua questa zona così
abbandonata, praticamente ratti e cose, c'erano i cittadini che abitano nella zona, si lamentano molto della presenza di ratti. E dire il vero è stato un intervento necessario anche per l'igiene pubblica. Ecco, Vice Sindaco, qui vediamo uno splendido portale chiaramontano, un tesoro nascosto fino ad oggi completamente. Sì, assolutamente straordinario. Verifico che ci sono delle strutture che andrebbero in parte anche ripulite dalle superfettazioni posteriori, poi trasformato in fortezza e in carcere. Ha subito alcuni come dire, camuffamenti e adesso un'opera di ripulitura che mi pare non dovrebbe essere neanche difficoltosa né onerosa, riporterebbe alla luce, già c'è un portale straordinario, nasconde ovviamente una cappella o una chiesa interna al monastero, non dobbiamo dimenticare che fu costruito dai padri francescani, dunque significa restituire alla città una memoria storica perduta, ma oltre che alla memoria storica perduta io penso che restituiremmo alla città pure questo magnifico panorama, un Agrigento mai vista, un Agrigento che da questa prospettiva gli agrigentini non hanno mai goduto. Questo sarebbe un ulteriore motivo che dovrebbe consigliare di fare presto perché la burocrazia non può fermare quello che è un diritto degli agrigentini a ritrovare la propria memoria storica, a riscoprire le cose belle. E io dico sempre degli agrigentini, ma poi è ovvio che oltre agli agrigentini ci sono i turisti e nel nostro circuito turistico certamente una struttura di questo tipo ben utilizzata potrebbe essere un richiamo importante per far permanere i turisti dopo che hanno visto la Valle dei Templi anche in questa magnifica città. Smoky room, a small cafe. They come to hear you play and drink and dance the night away. I sit out in the crowd and close my eyes to read your mind, but you don't know, you don't even know that I am there. Ecco, da questa sezione noi vediamo alcune tracce dell'ex convento di San Vito. Sì, in particolare ci pare di capire del chiostro, lo vediamo qui al chiuso perché è stato tamponato, poi successivamente lo leggiamo attraverso queste colonne, le arcate che sono assolutamente identiche a quelle che troviamo dall'altra parte, molto più visibili all'aperto. Invece uscendo dal chiostro abbiamo a sinistra la vecchia chiesa dei francescani, una chiesa che ormai leggiamo soltanto nella sua estensione, ma ovviamente non c'è più il soffitto e poi successivamente è rimasto questo spazio aperto e poi la chiesa successivamente è stata collocata nel piano superiore, ma la leggiamo perché qua siamo proprio in direzione con l'arco chiaramontano, quello più pregevole, che vediamo nella parte esterna.
Ecco, in quale settore dell'ex carcere ci troviamo adesso? Ma sembra probabilissimo che qui ci sia stato il chiostro dell'antico convento dei Francescani. Ma Notiamo da questi archi. si leggono perfettamente, sì, le arcate e le colonne di questo chiostro, e le leggiamo sia nel lato destro che nel lato sinistro, per cui è molto probabile che qui vi sia stato il chiostro e poi attorno poi il refettorio e il dormitorio dei Francescani e le celle dei Francescani, e dall'altra parte, perché la leggiamo tramite l'arco chiaramontano che adesso andremo a vedere, la presenza di una splendida anche chiesa francescana. Purtroppo notiamo la presenza di fabbricati posticci. Sì, alcuni dei quali probabilmente andrebbero smantellati per riportare nel suo antico splendore l'intera struttura, altri invece si sono storicizzati, ritengo come per esempio quelli della prima parte all'ingresso vanno mantenuti perché comunque hanno un loro rilievo anche storico e sociale, anche per ricordare che questo è stato anche un luogo prima di preghiera ma poi anche di dolore perché è stato un carcere. Le celle dei detenuti dell'ex carcere San Vito erano tutto tranne che confortevoli. Andiamo a vedere come erano organizzate. E come vedete l'ambiente era piccolissimo, pochissimi metri quadrati. Qui vi erano i letti. In questa cella probabilmente vi erano anche 2 o 3 detenuti. A muro possiamo vedere quello che rimane dagli anni 90, abbiamo le classiche donnine nude a muro e questi invece erano i bagni. Spazi angusti, piccolissimi e maleodoranti. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Ecco, con alcuni elementi dell'amministrazione comunale di Agrigento abbiamo avuto modo di visionare alcuni locali dell'ex carcere San Vito. È stata una bella esperienza, vice sindaco. Ecco, adesso abbiamo anche le idee più chiare sugli interventi da poter effettuare in questa struttura.
Sì, gli interventi già alcuni sono stati fatti e che mi sembra siano stati fatti anche bene. Abbiamo visto questa struttura ripulita, ma ripulire la struttura significa anche conservarla, perché spesso le radici, le sterpaglie deturpano in maniera irrimediabile. Questo fa merito anche dell'ufficio ecologia, dell'assessore Passarello, avere fatto quest'opera assolutamente magnifica. Ma poi un altro dato essenziale è che è necessario immediatamente capire tutte le parti recuperabili, le parti che possono essere restaurate, le parti diciamo così cinquecentesche, ma poi anche conservare la memoria storica delle celle, del carcere, che quella anche non va perduta. Dunque immediatamente prima di fare il progetto di badare all'affidamento che abbiamo già chiesto di questa struttura, è necessario verificare con dei saggi perché per fare il progetto è necessario vedere quali parti dovranno essere smantellate, quali parti vanno conservate, quali parti del carcere è assolutamente necessario conservare, e poi tutta la struttura chiaramontana e del convento che va quella sì restaurata, sperando di scoprire grandi tesori. L'assessore Passarello continuerà a monitorare questa struttura allora? Sì, penso di sì, anche perché questi sono stati piccoli interventi ma significativi. Ritengo inoltre che un intervento del genere bisogna coinvolgere tutte le istituzioni che possono avere un ruolo nel recupero del carcere, dell'ex carcere di San Vito, quale la sovrintendenza, quale per esempio l'Archivio di Stato, cioè tutti coloro che possono dare un contributo per dare un'opinione sul ripristino e la riconsegna di questa struttura alla città. Inoltre noi a giorni consegneremo le chiavi del carcere, perché era stato affidato un affidamento temporaneo col direttore del demanio regionale, e assieme al vice sindaco, al sindaco Marco Zambuto, riteniamo di poter avere un primo incontro per richiedere l'affidamento ancora per qualche mese, perché bisogna secondo me fare degli interventi igienico-sanitari all'interno del carcere, ad esempio chiudere le porte, dando una sicurezza in questo senso. Abbiamo visto delle immagini che ormai le colombe e gli uccelli sono i padroni di questa struttura e quindi fanno un danno notevole, per cui bisogna mettere soprattutto in sicurezza e poi ripensare a quello che potrà essere e diventare un domani questa bellissima struttura.